Buonasera. Buonasera a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, e per il secondo anno ci onora della sua presenza al workshop Il giornalismo che verrà. Direttore, se ha avuto modo di ascoltarmi poc'anzi, stavo un po' riassumendo il senso di queste giornate, che sono principalmente pensate per i giovani, perché noi siamo convinti che un futuro del giornalismo esista, che sia necessario avere un ottimismo radicato e non sconsiderato. So che questo è anche il suo pensiero. Ma sì, intanto buonasera a tutti e grazie davvero per l'invito. È sempre, diciamo, per me un piacere, oltre che essere molto interessante e utile, poter dialogare con chi è interessato a questa professione, chi pensa e la vive anche come una possibilità per il proprio futuro. Naturalmente è l'enorme problema che tutti i giornali, soprattutto i giornali storici di questo paese, hanno avuto in questi ultimi anni. Da un lato, capire come portare l'informazione tradizionale, l'informazione di qualità nella dimensione digitale, che è una dimensione molto, molto più difficile, molto articolata e con tantissimi competitori di ogni genere. E in secondo luogo poterlo fare facendo crescere una nuova generazione di giornalisti che uniscano le competenze che un giornalista deve avere, perché poi, come dire, quello che fa la differenza sono sempre le qualità giornalistiche con le competenze digitali. Devo dire che noi appena all'inizio di questa settimana abbiamo terminato altri 6 giovani giornalisti al Corriere della Sera. Quando dico giovani giornalisti, intorno a un'età media di 30 anni, che sicuramente, come dire, fanno parte di quel ricambio generazionale che anche al Corriere della Sera è in corso, insomma, e che è indispensabile per capire anche le dimensioni nuove del giornalismo. Bene, grazie direttore, questa è un'ottima notizia, perché soprattutto per i giovani presenti vuol dire che è un futuro cieco, che non è il caso di farsi scoraggiare di fronte alle difficoltà di questo momento storico. Questo incontro ha un titolo che è Giornali e democrazia e ha un sottotitolo, il ruolo dei media per stimolare il pensiero critico. Poi mi piace ricordare che Corriere della Sera ha un claim che recita: la libertà delle idee, che sicuramente incarna questa idea di generare spirito critico. Però le chiedo, anche in una dimensione che è quella di questo paese, e di fronte al fatto che molte giovani generazioni preferiscano il web, e sul web non solo i siti web dei giornali autorevoli come il Corriere, che sul web è ben presente, molto spesso si preferisce una informazione un po' più mordi e fuggi. Allora, in questa dinamica che da un lato è più pluralista, e questo credo che sia da un lato un bene, dall'altro mi chiedo come si fa a mantenere uno spazio di dibattito che i quotidiani e il Corriere della Sera, prima di tutti, hanno sempre avuto. È il luogo prediletto per creare questo tipo di dibattito. Allora, com'è possibile tutelare la democrazia in questo contesto, e cosa possono fare i grandi giornali per ritrovare un ruolo centrale? Ma sì, io credo che quando affrontiamo questa discussione bisogna ragionare soprattutto sui rischi che l'informazione sta correndo in questo momento. In questo momento storico, io credo che al di là della questione legata alla sovrabbondanza di informazione digitale, un'informazione che qualche volta è un'informazione precisa, esatta, molte volte parziale, qualche volta addirittura deliberatamente falsa e parziale, nel senso perché risponde a interessi politici e interessi economici ben determinati. Se ricordate,
tutto quello che si è detto e di tutto quello che si è discusso rispetto alle influenze, ad esempio, russe sulle elezioni di grandi paesi occidentali. Ma al di là di questa questione, che è una questione seria, io credo che ci sia un problema anche molto rilevante che riguarda anche le testate tradizionali. Quando parlo di testate non parlo solo di giornali di carta, ma generalmente di tutto il complesso dell'informazione che si lega a testate presenti nel paese da tanto tempo. Mi sembra che ci sia la deriva pericolosa che è in atto in questo momento, è quella di puntare tutti in una maniera anche abbastanza qualche volta ossessiva a rappresentare un punto di vista, a rappresentare una fazione, a mettersi in testa un elmetto e a interpretare il proprio ruolo di giornalista come portatore di una visione chiusa del mondo. Questo io credo che è il peggio che il giornalismo possa fare. Naturalmente è del tutto legittimo farlo, cioè chi lo vuole fare lo faccia, ma io credo che non sia questa la funzione di un importante giornale di informazione. Un giornale non deve essere fatto per rappresentare esattamente le tue idee, i tuoi pregiudizi, ma deve avere sempre la capacità di aprirti un orizzonte nuovo. Cioè, quando leggi in un giornale devi trovare un punto di vista, oltre che un'informazione esatta e verificata, anche un punto di vista che qualche volta ti può sorprendere, che può non essere il tuo, ma ti dice che c'è un modo anche diverso in cui interpretare la realtà. Un giornale invece che non ti sorprende mai per l'originalità del pensiero, per il fatto che scarta rispetto all'opinione dominante, io credo che sia un giornale che non fa bene il proprio mestiere, il proprio ruolo. Penso che, l'ho già detto una volta, che siccome si parla di amici nella dimensione digitale, naturalmente parliamo ormai di un social network come Facebook che già un po' appartiene al passato, ma la cosa peggiore, la cosa del cui dobbiamo diffidare nel mondo dell'informazione è appartenere a un club di amici, cioè persone che la pensano tutti allo stesso modo, che alimentano le proprie convinzioni, i propri pregiudizi, che non hanno uno sguardo libero sul mondo. Io penso che un giornale, se fa bene il suo mestiere, deve fare per l'appunto questo, deve essere un posto solido ed affidabile in cui uno può trovare un'agenda del giorno, un'agenda giornalistica del giorno con cui si può alimentare le proprie conoscenze, tenendo conto che una selezione ben fatta dei principali temi di attualità e di informazione sono qualcosa di molto utile, perché durante una giornata poi alla fine le persone dedicano all'informazione 40 minuti, un'ora al massimo, quindi avere un posto affidabile che fornisce la base del racconto del mondo è qualcosa di molto importante. Il secondo punto, avere un posto in cui le idee si confrontano, in cui le opinioni non vengono utilizzate come pietre da scagliare in testa a qualcuno, piuttosto che invece come punti di vista, come interpretazione del mondo che possono mettere in rapporto persone che la pensano diversamente. Quello che ci diciamo al Corriere sembra una fase molto semplice, anche un po' banale. Bisogna fare un giornale che tutti possono leggere, ma quando dico tutti possono leggere, non perché è talmente scialbo che che non crea problemi a nessuno, ma perché tutti ti considerano seri, affidabili, sanno che se c'è un giorno un'interpretazione del mondo che non condividi, però non è l'unica che ti verrà offerta, e in ogni caso ti verrà offerta in un modo corretto e onesto, e non mettendoti in un angolo considerandoti una persona che non ha capito il mondo perché non sei dalla sua parte. Ecco, questa dovrebbe essere la chiave, come dire, in cui si alimenta, si fanno crescere culturalmente le persone, si alimenta la qualità dell'informazione di ogni cittadino, e soprattutto in questo modo si difende anche la democrazia, perché la democrazia è fatta per l'appunto del pluralismo e della libertà delle opinioni.
È chiaro che questa, lei ci ha appena detto, è una lezione di grande equilibrio. Credo che equilibrio sia la parola che riassume un po' quello di cui abbiamo bisogno. E poi se è vero che il giornalismo è un servizio, quanto lei ha appena detto chiaramente esprime moltissimo questa dimensione di servizio alla popolazione, a chi legge, sul fatto di essere semplici senza semplificare, arrivare a più persone possibili, credo che sia un altro veramente dei punti chiave. Io avrei un sacco di domande e vorrei chiederle dell'attualità, di tante prospettive, di tante cose, però io qui sono al servizio di 30 giovani colleghi che sono in platea, e quindi io rompo quello che è uno schema abbastanza classico di un'intervista per cui le domande arrivano alla fine, e chiedo da subito se qualcuno in sala ha piacere a fare una domanda al direttore del Corriere della Sera. Allora, salve, vorrei fare una domanda nello specifico. Essendo questo egoisticamente il mio campo, quale posto ritiene che abbia nell'ambiente giornalistico corrente la cronaca di cultura leggera come arte, musica, cinema e teatro? Diciamo, generalmente, se parliamo in generale, potremmo anche dire che non ha un ruolo molto rilevante. Al Corriere cerchiamo di avere una presenza di informazione nei campi che lei ha citato abbastanza importante. Tenga conto, ad esempio, che da circa 10 anni, insomma, in gran parte della mia direzione abbiamo sviluppato un settimanale di cultura in cui la narrativa, il cinema, l'arte, anche il dibattito filosofico e scientifico delle idee sono, come dire, il cuore di tutto il lavoro che si fa in un settimanale come La Lettura, che è un prodotto che ha una sua fisionomia, esce la domenica insieme al Corriere ed ha un pubblico forte e affezionato. Naturalmente io penso che un giornale debba essere in grado, al di là delle... Noi siamo un giornale generalista, cioè non siamo un giornale di settore, non siamo un giornale specialistico, però abbiamo cercato di sviluppare un sistema sia di pagine interne al giornale nazionale, sia di supplementi, perché abbiamo questo, ma abbiamo anche, ad esempio, Buone Notizie, che in qualche modo intercetta un segmento del notiziario legato al mondo della sostenibilità, del volontariato, che è qualcosa che non è presente in una maniera massiccia nelle pagine giornaliere di cronaca, di politica e di economia. E quindi per fare un giornale generalista ci vuole un mix giusto che vada incontro a tutti gli interessi dei lettori. Naturalmente, come dire, lo sviluppo poi di testate specialistiche è un altro tipo di ragionamento. Per quello che ci riguarda è stato un investimento non di poco conto quello di puntare a un settimanale culturale che il Corriere aveva all'inizio del Novecento, che poi era stato chiuso e che è stato riaperto in questo periodo anche un po' in controtendenza, perché si diceva che erano argomenti che non potevano avere la forza di essere portati in edicola o di essere messi sul digitale, perché contemporaneamente c'è anche un'app, che è l'app della lettura, che sistematicamente si occupa di questo. Direttore, lei poc'anzi ha citato Buone Notizie, che è stata una bella novità della sua direzione, se non sbaglio è stato introdotto proprio durante la sua direzione. E Buone Notizie da poco tempo a questa parte si trova dentro il giornale, non è più un inserto. Sì. E mi sembra un segnale, mi corregga se sbaglio, interessante nel fatto che appunto le buone notizie vadano date dentro il giornale, non solo in un prodotto dedicato e a parte. E poi mi piace ricordare che credo sul giornale sull'ultima uscita avete parlato di Catania attraverso l'orchestra musica
insieme a Librino, un articolo scritto da una vostra collaboratrice che noi stimiamo molto, che è Ornella Sgroi, e mi chiedo se raccontare delle storie, in questo caso è quella di un'orchestra un'orchestra popolare in un quartiere difficile della nostra città, sia anche un modo per renderci più coscienti di che cosa questo paese sia, cioè qual è il ruolo di un giornale nel farci prendere coscienza di quello che questo paese è. Sì, naturalmente la scelta di portare buone notizie dentro il giornale è stata una scelta sia di dare il senso che questo tipo di notizie non sono qualcosa di straordinario che deve essere letto in una nicchia separata o solo per alcuni lettori interessati, ma debbono permeare tutta l'informazione. In secondo luogo anche per un motivo purtroppo anche un po' pratico, nel senso che in una situazione in cui le edicole stanno chiudendo, in cui vengono affidate spesso a persone che non hanno proprio, come dire, non hanno lo spirito del vecchio edicolante che viveva la sua edicola come un servizio all'informazione ai cittadini, venivano spesso abbandonati e non dati insieme al Corriere della Sera. Ed è un problema, era una perdita di valore enorme, cioè rimanevano in un angolo e non venivano dati nel momento della vendita insieme al Corriere. Quindi questi due, un problema pratico e un problema più strategico ci ha portato ad avere questa sezione per l'appunto, questo settimanale come una sezione del giornale. Naturalmente ha accolto benissimo la storia di Catania, è una storia emblematica. Naturalmente quando parliamo di buone notizie andiamo a parlare di cose che normalmente non riescono a bucare il sistema dell'informazione, eppure sono molto rilevanti, perché una Onlus che lavora nei quartieri periferici, una associazione di volontariato che si occupa dei bambini, o aziende che sviluppano un tema di sostenibilità ambientale e sociale che è molto rilevante per la nostra vita. Sono questioni che spesso incidono molto di più che tante delle notizie che poi corrono ogni giorno nei telegiornali, nelle agenzie, che vengono riprese dai giornali, perché modificano un'orchestra di quel genere, modifica la vita di un quartiere, il lavoro dentro una situazione difficile cambia le vite delle persone. Quindi capire quanto è rilevante tutto questo per i cittadini significa intanto rappresentare bene la realtà, intanto riconoscere il merito di chi di chi lavora per questi obiettivi e per queste iniziative, e poi soprattutto insieme alle buone notizie questi sono anche dei buoni esempi, sono dei semi che possono far moltiplicare nel territorio nazionale e far sviluppare tante iniziative simili che da quello che viene raccontato nel giornale possono prendere lo spunto per replicarle in posti ugualmente difficili nel resto del paese. Questo, se mi permettete, come dire, ha a che fare veramente con la funzione civile del giornalismo. Naturalmente il giornalismo non è solo funzione civile, è anche racconto di quello che ci sta accadendo, racconto delle controversie, racconto della politica, però se riesce a mantenere un tratto di funzione civile, di crescita democratica dei cittadini e di funzione civile per migliorare per quello che è possibile nel nostro piccolo, cioè non è che non voglio dare nemmeno un ruolo così esagerato a quello che facciamo, ma nel piccolo si riesce a cambiare un pezzetto di realtà, o perlomeno a raccontare chi sta cercando di cambiarla, io credo che sia una buona cosa. Abbiamo fatto meglio il nostro dovere rispetto a tante altre situazioni. Grazie, grazie davvero. C'è un'altra domanda in sala? Vabbè, perché, No. salve, buonasera. Perché Buonasera. secondo lei le buone notizie non riescono a superare, diciamo, il muro dell'indifferenza? E cosa il giornalista può fare per cambiare, diciamo, visto che il giornalista come titolo di questo panel aiuta il pensiero critico, visto che le buone notizie sono più costruttive, cosa può fare il giornalista per
cambiare il rapporto del pubblico, dell'opinione pubblica con le buone notizie. Non so se si è capita la domanda. Sì, certo. Beh, intanto deve decidere di fare una sfida che è difficile, perché come dire, nei giornali, e lo dico perché ormai li frequento da un sacco di anni, avendone quasi 65, nei giornali che, come dire, c'era la regola d'oro che ti insegnavano, come quelle che si insegnano i corridoi, che le buone notizie non sono notizie, sono ordinarietà, e quindi non fanno solo le cattive notizie, bucano. In qualche modo, qualche volta è anche vero, nel senso che un delitto efferato ci colpisce e ci inchioda di più di quanto il racconto di un'azione, non so, in un quartiere periferico di Napoli per recuperare i bambini dalle strade e sottrarli alla camorra. E quindi prima di tutto ha il senso di una sfida, cioè non fermarsi come dire, a un destino che è già assegnato, non fermarsi al pregiudizio e un po' alle parole fatte, a quello che si considera la normalità, non vedendo nessun altro orizzonte. È una sfida difficile dal punto di vista editoriale, perché poi i giornali, cioè, naturalmente il Corriere della Sera non è una onlus né un'associazione di volontariato, ha una funzione civile, ma è un'azienda, quindi i nostri prodotti debbono essere ben fatti, i cittadini li debbono acquistare, tutto il sistema deve avere un suo equilibrio economico e quindi una sua capacità di stare sul mercato. Ma questo, che potrebbe sembrare, come dire, una visione economicista del giornalismo, io credo sia molto importante, perché i giornali che non hanno né lettori che ti acquistano, né gli abbonati digitali che alla fine del mese pagano il proprio abbonamento, non hanno il supporto della forza dei cittadini, della forza economica dei cittadini, dipendono da qualcun altro, dipendono da persone che investono soldi per altri interessi, dipendono esclusivamente dalla pubblicità. Quindi la libertà di poter fare bene il proprio mestiere è in stretta relazione, proporzionale alla tua capacità di stare tra i cittadini e convincerli che stai facendo un buon prodotto che può essere acquistato e che è utile alla loro giornata e alle loro vite. Quindi bisogna sapere, come dire, rompere il pregiudizio delle cattive notizie, che solo le cattive notizie funzionano, saperle fare in modo che siano anche sostenibili economicamente. E in terzo luogo, come dice, come si fa a rompere questo tetto di cristallo? Si fa cercando di farlo, imporlo, moltiplicarlo, raccontarlo, creando tanti eventi e tante situazioni. Buone notizie è un sistema, non è solo quello che si legge sul giornale, ma è anche sono incontri, dibattiti, webinar, iniziative che si fanno nelle città, quindi anche spesso, diciamo, in città molto diverse. È, come dire, andare da questo punto di vista, andare controcorrente, e vi assicuro, immagino, siccome tutti voi penso che questo è il mestiere che vogliate fare, significa andare parecchio controcorrente, spesso in una maniera non semplice. Altre domande? Sì, qui avanti. Io volevo fare una domanda al direttore, volevo chiedere in che settore, in che ambito, in che redazione negli ultimi anni, in una macchina così grande e articolata come quella del Corriere, è stato più facile inserire forza lavoro più giovane, legata alle nuove generazioni, e domanda attraverso la quale cerco di cogliere anche un po' in controluce un suggerimento per chi magari di quella forza lavoro vorrebbe far parte. Naturalmente tutta la parte di sviluppo che il Corriere ha avuto, e quindi tutte le nuove assunzioni, diciamo, che negli ultimi 5 anni della mia direzione sono state tra 60 e 65 giovani giornalisti, quasi tutti giovani giornalisti, sono state legate moltissimo
alla creazione del sistema digitale del Corriere della Sera. Quando dico la creazione del sistema digitale, perché noi abbiamo cominciato a costruire il digitale in abbonamento e a pagamento circa 6 anni fa, facendolo anche da soli, quindi in una situazione in cui si diceva che l'informazione digitale non poteva che essere gratis. Insomma, ci siamo presi la sfida di dire un sistema come il Corriere della Sera, un sistema di informazione di qualità, vi chiede invece di sostenerci perché vogliamo avere sul digitale la stessa qualità che abbiamo avuto storicamente sulla carta. Questo ha comportato una grande riorganizzazione redazionale, anche con un lavoro che inizia alle 6 del mattino per un terzo della redazione, perché nel digitale bisogna naturalmente essere pronti al mattino quando le persone aprono un computer e consultano uno smartphone o quello che voi volete. Quindi c'è stata la necessità di creare redazioni integrate in cui alcune competenze noi non le avevamo proprio al Corriere della Sera, perché avevamo giornalisti, voglio dire, cominciando da me, che pure mi sono occupato tanto di digitale negli ultimi 15 anni, che però avevano una formazione tutta esclusivamente legata alla carta stampata. Quando ho cominciato a fare giornalista non c'erano nemmeno i computer né i cellulari, non dico gli smartphone, ma nemmeno i cellulari, quindi potete immaginare la distanza delle radici che gran parte della redazione aveva. Questi giovani, oltre a saper lavorare naturalmente, io però voglio dire una cosa: noi le assunzioni che facciamo assumiamo giovani con competenze digitali, ma prima di tutto devono essere dei bravi giornalisti, questo deve essere chiaro, non è che assumiamo dei tecnici, cioè, che sanno lavorare nel mondo digitale, assumiamo dei bravi giornalisti che per la loro formazione hanno anche competenze digitali. Abbiamo dovuto costruire quasi completamente il team dei social network, abbiamo costruito quasi completamente il team delle ricerche, del SEO e in generale di tutte delle ricerche. Tenete conto che quasi metà del nostro traffico giornaliero sul sito non viene direttamente da persone che aprono direttamente il sito, lo smartphone, l'app o qualsiasi altro prodotto digitale del Corriere, ma ci vengono dai motori di ricerca e dalle ricerche dei vari, da Google fino a Apple, eccetera. Quindi la capacità di saper costruire un pezzo con le chiavi giuste perché possa essere letto nel mondo digitale da più persone possibili è un'altra delle competenze. Abbiamo costruito tutta l'area del Corriere TV, l'area video, e poi per ogni redazione, avendo costruito redazioni integrate in cui ogni redazione si occupa sia delle pagine di carta che del proprio canale, della propria sezione web, abbiamo cercato di mandare persone che avessero le competenze sull'informazione web, che ha delle caratteristiche anche di costruzione, di lavoro diverse da quella che è la carta, e che un po' avessero un po' il ruolo di trascinatori per quello che riguardava il resto della redazione. Quindi bravi giornalisti con la propria formazione politico-culturale adeguata, con tutte le competenze giuste per fare bene il giornalista, perché poi quello che facciamo, una persona compra il Corriere della Sera perché vuole trovare dei buoni articoli, dei buoni approfondimenti, dei buoni commenti, dei video costruiti giornalisticamente bene, quindi la formazione giornalistica generale è la cosa più importante. Le competenze digitali sono essenziali in un sistema in cui in questo momento, dopo questi 6 anni circa di esperienza, il Corriere della Sera ha quasi 3 volte gli abbonati digitali rispetto ai lettori di carta, quindi immaginate che tipo di trasformazione c'è stata. Quindi se devo dare un consiglio a chi vuole fare questa professione è unire queste due caratteristiche con delle forti anche competenze digitali, saper
stare nel mondo digitale con tutto quello che comporta in termini di capacità di social network, SEO, newsletter, podcast, tra l'altro altre assunzioni le abbiamo fatte per la sezione dei podcast. Queste sono le aree in cui abbiamo inserito, che sono le aree un po' nuove e quello che a noi mancava in particolare. Direttore, abbiamo ancora qualche minuto? O Sì, va no? bene, certo. Io vorrei chiedere questo. Lei qualche anno fa ha scritto un libro che si chiamava Un paese senza leader, storie e protagonisti retroscena di una classe politica in crisi. L'anno scorso, quando ci siamo trovati, diciamo, avevamo una situazione di governo ancora diversa rispetto al 2018 quando ha scritto il libro, e oggi è cambiata ancora. Però mi chiedo se la classe politica che porta avanti il governo oggi sia che opinione abbia della classe politica tout court e delle prospettive per il paese. Noi parliamo spesso, nei giornali parliamo spesso del PNRR, delle opportunità, in questo caso anche di quelle per il nostro sud, e noi ovviamente ne parliamo da Catania. Che futuro vede lei da fine analista per il paese con l'attuale classe politica? E intanto bisogna dire che quello che è accaduto nel settembre scorso è davvero un punto di frattura nello svolgimento della storia politica del paese degli ultimi anni, perché intanto sono successe, diciamo, orientativamente tre cose che al di là del giudizio che si dà del voto e di chi ha vinto, però sono tre cose che hanno una certa rilevanza. Intanto, per la prima volta in una maniera abbastanza netta, dopo 10 anni è nato un governo che è stato espressione di una vittoria elettorale, insomma, una vittoria poi elettorale costruita con la capacità di fare coalizione, cosa che le opposizioni non hanno saputo fare, però il dato di fatto che noi abbiamo vissuto tanti anni con governi che nascevano in Parlamento con delle maggioranze spesso anche molto, molto particolari, immaginate quelle tra i 5 Stelle e la Lega, o immaginate quella che ha sostenuto il governo Draghi, in cui c'era per l'appunto dalla Lega e 5 Stelle ma anche il Partito Democratico, quindi oltre che Forza Italia, quindi maggioranze che erano il frutto di uno stato di necessità determinato dal fatto che il paese era paralizzato dal punto di vista politico. Quindi la prima novità rilevante è che nasce un governo che è espressione del voto, e che, secondo la mia opinione, anche per la difficoltà e per la debolezza in questo momento dell'opposizione, è molto probabile che duri tutta la legislatura. La seconda frattura molto rilevante è che ha vinto una destra che non era mai arrivata in prima persona e con una funzione di leadership alla guida del paese. È vero che con Berlusconi c'era il vicepresidente Fini che arrivava dall'Alleanza Nazionale, ma questa volta una destra che è stata spesso ai margini della storia politica del paese arriva direttamente con la propria leader, e in un periodo anche che ottiene un successo così rilevante in un periodo molto, molto breve. Solo un paio d'anni prima il Fratelli d'Italia veleggiava intorno al 5% dei risultati elettorali, quindi questo è il secondo punto di rottura. Il terzo, che arriva una donna alla guida, alla presidenza del Consiglio, e anche questa è una novità dopo una storia in cui i presidenti del Consiglio sono stati sempre ed esclusivamente nuovi. Questi sono i tre elementi di novità. Per quello che riguarda il giudizio di quello che sta accadendo, io penso che ci sono un paio di cose che vanno prese positivamente, che sono intanto la collocazione internazionale del paese, il fatto che Giorgia Meloni sia andata in continuità di Draghi rispetto alle proprie alleanze internazionali in un momento in cui la guerra in Ucraina, l'invasione
russa dell'Ucraina comportava scelte molto nette, una collocazione seria del nostro paese, lo ha fatto con una dose di determinazione, anche scontando divisioni e conflitti interni. Il secondo punto, che alla fine, al di là della retorica che era stata della campagna elettorale, retorica anti-europea, retorica di contrapposizione al progetto europeo, mi pare che invece tutto quello che sta accadendo anche in settori come quello dell'immigrazione sia una richiesta di più Europa, di capacità di essere soggetti rilevanti e importanti dentro un contesto europeo, considerando il contesto europeo la forza dell'Europa unita, l'unica possibilità che abbiamo per resistere a sfide geopolitiche importantissime, da quelle della Cina anche all'orientamento a quello che ha fatto la Russia e anche all'orientamento economico degli Stati Uniti. Questo ha comportato anche una certa prudenza nella gestione del bilancio pubblico, che era un'altra delle preoccupazioni che il Paese poteva avere, perché noi siamo letteralmente seduti su qualcosa di esplosivo come una montagna di debito pubblico. E questo, io, per quello che riguarda i governi, cerco di stare sempre alla valutazione di quello che fanno, e quello che fanno e quello che stanno facendo per molti aspetti non ho un giudizio particolarmente negativo. Il PNRR sta avanzando con grandissima fatica, anche per errori del passato, ma soprattutto quello che non mi piace è che lo stiamo quasi vivendo come qualcosa che adesso ci sta imponendo l'Europa, non una grandissima opportunità di modernizzazione del paese dal punto di vista dei servizi, delle infrastrutture, ma anche dal punto di vista delle riforme che sono necessarie per mettere in campo e abilitare il PNRR. Sprecare un'occasione, viverla come un'imposizione di Bruxelles, è veramente un capovolgimento della realtà che non mi piace. Il secondo punto è una certa voglia di rivalsa rispetto al passato, quindi con l'affermazione di temi che sono profondamente divisivi, con atteggiamenti rispetto alla conquista di alcune posizioni di potere che dimostrano più una voglia di imporre la propria storia dal punto di vista, prendersi una rivincita, piuttosto che avere lo sguardo di chi, in quanto diventato Presidente del Consiglio e governo del Paese, deve governare tutti i cittadini e non solo la sua parte politica, e questo è un punto importante. La terza, lo dico per quello che mi riguarda anche con una certa determinazione, non mi piace tutte le politiche che sono più prese di posizione, che spesso sfiorano la propaganda riguardo alla questione dei diritti, dei diritti civili e dei diritti sociali. Questo è un paese che è andato molto avanti dal punto di vista dei diritti, e pensare di riportare indietro l'orologio della storia, cancellarli e non considerarli qualcosa che va affrontato con il giusto equilibrio e con le giuste soluzioni, ma non pensando che si può riportare indietro l'orologio della storia a un mondo che non c'è più. Quindi siamo in una situazione di luce e ombre, in cui, se il PNRR, se parliamo di futuro, che era la domanda, se il PNRR viene francamente utilizzato e utilizzato bene, non nel modo in cui il Paese spesso ha utilizzato i fondi europei in passato, può essere un acceleratore di sviluppo, in cui il sostegno alla crescita può avere un propulsore determinante dal PNRR, e in cui, se sono necessarie le riforme, che poi non sono tanto di imporre alcuni punti di vista nella scuola, nella cultura, nella RAI, ma sburocratizzare il paese, rendere facile la vita alle persone, alzare in una maniera molto determinata la capacità di istruzione dei giovani, moltiplicare il numero dei laureati, aumentare il capitale umano. Queste sono le vere sfide
che questo governo dovrebbe avere nella propria agenda. Insomma, se sfronda l'agenda di tante cose inutili, propagandistico, addirittura con lo sguardo rivolto al passato, forse un minimo di tracce di speranza possiamo averlo. In questo momento ho molti dubbi che lo stiano veramente facendo.